Ma qua non sarà lui. Ah, va bene, va bene. I cartini. Ah, già. I cartini da sigaretta, no? Do spanello. Occhio, alle volte poi molesse che ci pare che... Allora, ora vi facciamo vedere tutto. Siamo qui andando con Luigi Calà. Associazione Macchitella che non si occupa solo di Macchitella. Ho capito, infatti siamo al quartiere Margi, cantina sociale. Siamo anche col nostro amico Angelo Russello e... Rocco Cicolone, esatto. E siamo qui e andiamo ora... Andiamo a vedere... Ah, qua servo per fare un cross. Sì. Allora, intanto è da notare la fatiscenza della struttura, perché è stata già vandalizzata. Una piazza che è in mezzo al niente, una piazza in periferia dove intorno non c'è assolutamente nulla. Un buco con niente intorno. Dovrebbe trarre, come si dice, da traino a tutto il resto, invece non va da traino, non parte. Le piazze di solito intorno hanno negozi, servizi, uffici. Esatto. Però a volte dice si fa prima la piazza, magari poi... e invece no, poi niente. Poi questo è un anfiteatro, insomma, che potrebbe comunque essere utilizzato per fare degli eventi, invece è totalmente inutilizzato. Il trucco è proprio questo, perché se fosse necessaria questa piazza, se fosse utile, se servisse alla gente che sta qui intorno, la gente o la tratterebbe meglio oppure protesterebbe. Ma il trucco qual è? Quello di fare opere che in realtà non servono a nessuno, che non sono necessarie, che non sono sentite, così chi ci guadagna è unicamente la ditta che le fa. Certo, sì, fine a se stessa è l'opera, fine a se stessa. Era come i reality che fanno a televisione, sono fine a se stessa. Ci dirigiamo ora alla piccola mini discarica ecologica, perché alla fine sono robe ecologiche. Scusa, la pietra, il cemento non è naturale. Anche naturale. È naturale, come anche il petrolio. Il petrolio pure è naturale. C'è anche qualche l'amianto, sì, una vasca, un lavandino in ottime condizioni. Caccio, dune de mano all'associazione detenute, si ci può mangiare in terra. Un lavandino in ottime condizioni. E insomma un po' di Bostic, dai. Se adesso noi come associazione Macchitella oppure il comitato di quartiere qui di cantina sociale o il Movimento 5 Stelle dicono diamogli una pulita, daccelo in gestione che vediamo noi che cosa farci, arriva subito lo sciacallo che immediatamente se ne appropria. E a noi ci sta bene, che qualcuno se lo prenda, non c'è nessun problema. Il discorso che va fatto sulla raffineria o sul MUOS o su qualunque altra attività devastante che abbiano portato su questo territorio è legato principalmente al grado di reattività della gente e al grado di civiltà della gente, perché se questo fosse stato un territorio differente, con delle persone attente e sensibili sotto il punto già all'inizio sarebbe stato diverso. Sono giuzzato l'arbolo. Questo è il grado di civiltà di Gela. Sì, perché tutti veniamo a buttare qua. Tutti, dico mi ci metto pure io così. Gela è questa, è munnizza Gela. Munnizza esteriore e munnizza interiore. Il piano stradale praticamente è formato da che bel cesso rotto. Sì. Da queste cose. Vedi che c'è qua? Sì, strada del sterzo. Sì, ci hanno allungato la strada. Stanno proseguendo la strada. Condizio. Canaletto. Ci aveva pensato che si poteva calare un litro? Non ci aveva pensato. E c'è amianto, cose. Aspetta che facciamo due zoomate un attimo. E i canaluna chi ne munnizza. Ad ogni stazione di servizio c'è la munnizza. C'è l'autogrill, un McDonald's. Sì, vabbè, la gente ne approfitta che magari si fa gli argini, rifà gli argini. È sterro che ci vengono a Bio, certo non è che sono i DC. Sì. Quindi 4 minuti, vabbè. Bene ragazzi, siamo all'epilogo. All'epilogo, eccoci qua all'epilogo. Il tanto desiderato amianto. Eccoci qua, finalmente. Ci passa la ruspa e lo copra? Sì, perché dicevate che di là sicuramente la commigliaro con tutto sterzo. Sì, e questo tutto non ci cammina, guardate, questo è tutto amianto sbriciolizzato, mi sta scandando magari. Mani, dai. Questo è tutto amianto sbriciolizzato.
Guardate, questo tutto che si dispetta, tutto tale che c'è dopo, pazzesco. Quindi a casa è bene l'espresso. Se bene l'espresso, altro che Anic. Invece il comune, la regione dovrebbe fare è molto semplicemente cercare di abbassare i costi del conferimento in discarica, in maniera tale da non dare più motivi per fare cose di questo genere. E inoltre, quando si fanno dei lavori dentro casa, dovrebbe essere obbligatorio, e credo che sia così adesso per quanto riguarda con il Sistri, Chiedere un formulario. chiedere il formulario, redare un formulario e il padrone di casa dovrebbe ricevere una risposta di ritorno. Questa aperta campagna c'è grano, sole e amianto. Queste lastre di vetro sane sono. Se a qualcuno può interessare. Oh, caro, davvero, vedi che bello su questi lastre di vetro. Qualcuno... Devo fare l'acquario qualcuno. No, sono davvero sane. Vero, ce n'è 3, ragazzi, se qualcuno è interessato, chi saprà sane? Una è rotta. Vero, se qualcuno è interessato su davvero sane questi lastre di vetro, eh? Cioè ci sarà almeno una cinquantina di euro di vetro. Quindi ancora si registrando, vedremo se ci faccio a pigliare qui. Allora, che dire, insieme ai nostri amici qua, siccome è sempre presente, volevo dire che c'è anche qua un osso per fare un brodo, se a qualcuno interessa, perché non credo sia un femore umano, credo che sia buono per fare il brodo. Vi ricordate quello che c'era al caselluccio che era sporco di olio di motore? Quando io vi ho detto che tanto non fa niente perché una volta che vi giuto se levano tutte le impurità, no? E vi facete un brodo, qua invece non ce n'è olio. Non ce n'è olio. Allora, questo è un video che è stato segnalato e io ci ho impressato la telecamera e anche il montaggio e anche altre cose. commenti. E anche i commenti, vabbè, quelli sono gratuiti. È segnalato da... Coordinamento delle associazioni territori sostenibili. Perfetto, coordinamento delle associazioni territori sostenibili, così? Bravo. A voi la linea studio. L'ho detto io, ero cretino, ormai sono cresciuto.